Allora, eccoci insieme, dovremmo avere il collegamento telefonico con l'onorevole Alessandro Zan. Pronto? Pronto? Onorevole, è con noi, Sì. benissimo. Allora, chiedo alla regia che sistemino un po' l'audio così la sentiamo bene. Sì? Eccola qua, perfetto. Guarda, ci dispiace non averla in studio, ma lei è iper oberato di impegni in questo momento. Sì, sono in viaggio per Milano in questo momento. Ecco, allora so che questa cosa lei ne ha parlato, straparlato, eccetera, però chiediamo che ci dedichi qualche minuto durante il viaggio per poter spiegare ai nostri telespettatori. C'è anche con noi la segretaria Elena Di Gregorio, segretaria generale dello SPCGL del Veneto, che l'ascolta qui con noi in studio e che vi supporta in questa battaglia, la supporta in questa battaglia. Allora, sostanzialmente, al di là delle questioni politiche, guardi, non entriamo nel merito perché poi sono tutti giochini che alla sostanza fanno soltanto non ottenere un risultato. Perché è così importante questo DDL, attuale DDL Zan, che diventi norma di legge? Qual è l'elemento fondante su cui lei si sta battendo? A dire il vero non solo io, perché la legge è stata approvata con una grande maggioranza alla Camera dei Deputati, anche con i voti di chi allora era all'opposizione, parlamentari di Forza Italia, giusto per dire che questa dovrebbe essere una battaglia trasversale e non di una parte politica. Dico dovrebbe perché purtroppo da alcuni viene fissata come bandiera ideologica, mentre stiamo parlando della vita delle persone banalmente. Tutti i paesi europei hanno una legge che contrasta i crimini d'odio, che sono particolarmente odiosi perché vanno a colpire le persone per la loro soggettività, la loro peculiarità, la loro condizione individuale, e dunque sono crimini che vanno a produrre violenza, discriminazione verso le persone semplicemente perché esistono, non per quello che fanno, ma per quello che sono. E dunque se una donna, visto che l'odio misogino oggi è particolarmente all'apice, stiamo parlando di tantissimi fatti, soprattutto in rete, ad esempio l'osservatorio Vox della Statale di Milano che raccoglie l'odio in rete mostra come ci sia un'urgenza su questo, perché ad esempio molte donne vengono fatte oggetto di crimini d'odio, di istigazione all'odio in rete, dove si colpisce la loro reputazione, la loro vita privata per colpirne l'aspetto pubblico, la carriera, gli affetti, e questo è all'ordine del giorno. E poi vi sono ovviamente le violenze e le discriminazioni verso le persone LGBT. I fatti di cronaca a cui assistiamo sono evidenti a tutti. Se io mi tengo per mano con il mio compagno rischio di prendere le botte o di essere insultato. Ecco, non è da paese civile limitare lo spazio di libertà delle persone solo perché si amano, aggredirle solo perché si amano. Ecco, dunque il crimine d'odio non va a colpire, non è un'aggressione per una lite di un parcheggio, perché no, ma perché colpisce le persone per ciò che sono, per ciò che rappresentano. Oggi c'è una legge, la legge Reale Mancino, che contrasta i crimini d'odio per ragioni di tipo razziale o odio religioso. Pensiamo al tema dell'antisemitismo, pensiamo appunto all'odio razziale che è ancora molto pesante nel nostro paese. E dunque noi abbiamo preso la legge Mancino, che oggi sta nel codice penale in due articoli, l'articolo 604 bis e 604 ter, e l'abbiamo estesa alle altre ragioni di discriminazione, cioè all'omotransfobia, alla misoginia e all'abilismo, perché anche i crimini d'odio verso le persone con disabilità sono molto frequenti anche attraverso i social. Le persone con disabilità subiscono istigazione all'odio ma anche violenza, anche qui semplicemente perché sono persone con disabilità e nessuno sceglie di essere ciò che è. Però se io in quanto persona che ho un orientamento sessuale, ho un genere, ho una disabilità, vengo colpito da violenza e da discriminazione, vuol dire che non viene rispettato il principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione, perché se tutte le persone devono avere gli stessi diritti, però in virtù della mia soggettività sono discriminato e fatto oggetto di violenza, evidentemente non è rispettato l'articolo della Costituzione, il principio costituzionale. Certo, anche l'istigazione diventa reato e quindi sanzionato, diventerebbe reato e quindi sanzionabile, vero?
è già reato l'istigazione all'odio per razzismo e odio religioso e dunque la legge Reale Mancino che noi estendiamo è già consolidata da tante sentenze che hanno chiarito esattamente che cos'è l'istigazione all'odio. Tutte le persone che sono preoccupate o che mentono in malafede sul tema della libertà di espressione dicendo che questa limiterebbe la libertà di espressione sono tutte ovviamente bugie colossali perché la nostra Costituzione è chiara su questo, all'articolo 21 viene tutelata la libera espressione, ci mancherebbe in una democrazia liberale che a qualcuno fosse impedito di dire ciò che pensa, no? Ecco, però un'altra cosa è l'istigazione all'odio, se pensiamo alle citazioni riportate da Fedez sul palco del 1° maggio, dove ha citato un consigliere leghista che ha detto se io avessi mio figlio gay lo brucerei in un forno. Capite che questa non è un'opinione, lo capirebbero anche i bambini, penso, no? Questa è un'istigazione all'odio e alla violenza, che non c'entra niente con esprimere un'opinione su qualcosa. Quello che è balzato anche agli onori della cronaca, è stato sottolineato più volte, il timore da parte di molti, lei ne è anche bene a conoscenza, di appunto andare a intaccare questo, la libertà di espressione. E tra molte persone anziane l'osservazione ricorrente era ecco adesso non posso neanche dire che è giusto che mio nipote si sposi con una bella brava ragazza perché diventa istigazione, insomma la paura, la libertà di espressione diventa tutto relativo. Ci spieghi bene questo aspetto, premesso che esiste l'articolo 21 della Costituzione, ma perché si è portato alla luce questo aspetto nella libertà di espressione e di educazione? No, perché è stato agitato da alcuni ad arte per disorientare l'opinione pubblica. Oggi appunto una persona dice ma io ho paura di dire questo, evidentemente è stato informato male, tutti siamo liberi di dire ciò che vogliamo e nessuno verrà mai sanzionato per questo, ci mancherebbe. Il tema non è l'opinione, l'istigazione all'odio è un reato già in Italia per il razzismo e dunque semplicemente lo sarebbe anche per le altre ragioni di discriminazione, cioè l'istigazione all'odio non è una cosa casuale, è ben dettagliata dalla giurisprudenza, cioè il giudice non è che può arbitrariamente dire che un'opinione è un'istigazione all'odio, perché è chiaro che l'istigazione all'odio è quando io determino un pericolo di discriminazione verso una persona. Dunque dire io sono contrario al matrimonio gay, io sono contrario a quella procreazione medicalmente assistita, per me addirittura dicendo quelle persone mi fanno schifo, per quanto sia un'affermazione pesante che va a colpire proprio la dignità delle persone, ma anche se uno dicesse quelle persone mi fanno schifo, questa sarebbe comunque un'opinione, non verrebbe mai identificata come istigazione all'odio, per quanto sia odioso, no? Sentire qualcuno che dice quelli mi fanno schifo, no? Certo. Però questa rimarrebbe un'opinione. Se io invece dico dobbiamo andare a picchiare quei gay o a ammazzarli, questa è l'istigazione all'odio o alla violenza, no? Perché la parola si trasforma in azione. La parola si trasforma in azione, si trasforma in violenza. E dunque quella non è un'opinione. Ecco, voi chiedete anche l'istituzione di un fondo di 4 milioni di euro, se non erro, per cercare di supportare anche con una comunicazione adeguata, con eventi o con forme anche di educazione o luoghi di accoglienza per le persone relativamente che hanno difficoltà nel inserirsi socialmente. È così? No, allora i 4 milioni sono già stati stanziati, non sono più nella legge perché sono stati approvati con il decreto agosto dello scorso anno, ma non per opere di educazione, per la creazione dei centri antidiscriminazione. Cioè sono dei centri antidiscriminazione, sì. Sì, o le case rifugio che funzionano esattamente come i centri antiviolenza per quanto riguarda la violenza di genere. Hanno lo stesso funzionamento, cioè sono dei centri che danno assistenza legale, sanitaria, psicologica alle persone che sono vittime di violenza e le case rifugio funzionano allo stesso modo, cioè dando protezione a quelle persone che vittime di violenza rischiano di essere ancora picchiate. Pensiamo ai tanti ragazzi che purtroppo ancora in Italia vengono cacciati di casa quando si dichiarano gay
ecco, Sì. a volte sono veramente perseguitati dalla famiglia di origine, non sanno dove andare, non sanno come difendersi, non sanno dove scappare. Queste case rifugio accoglierebbero questi ragazzi che rischiano appunto di essere oggetto di violenza, addirittura, come è accaduto in altri casi, addirittura ammazzati. Questo è Per già cui passato però, questo aspetto, questo è già stato... questa è già legge, infatti il relatore Ostellari della Lega, del relatore alla Commissione di Giustizia al Senato, che ha detto che ci sarebbero anche questi 4 milioni, dimostra che non ha letto la legge. Purtroppo io mi trovo a dover rispondere a delle affermazioni che sono assolutamente strampalate, totalmente ultronee rispetto ai contenuti della legge, perché in moltissimi casi le persone che parlano la legge non l'hanno manco letta, per cui purtroppo questo grado di approssimazione, di superficialità è un po' sconfortante. Ecco. Chiaro. L'ultima cosa, dopo se lei vuole aggiungere anche altre osservazioni va benissimo, proprio per portare bene a conoscenza direttamente da lei alcuni aspetti. Le sanzioni sono adeguate, sono congrue, cioè era necessario intervenire per inasprirle, perché sono previste comunque sanzioni per la commissione di questo reato, non è che non c'è nessun tipo di sanzione penale. Sono le stesse sanzioni applicate dalla legge Mancino, che già oggi punisce l'istigazione all'odio e emette delle aggravanti per i reati ad esempio di violenza. Però ad esempio per i reati di istigazione all'odio sono previste comunque pene alternative, che sono quelli dei percorsi dove i cosiddetti odiatori che hanno agito magari una violenza o hanno agito un'istigazione all'odio nei confronti delle persone possono trovare un percorso di recupero, diciamo, no? Perché il razzismo come l'omofobia, come l'antisemitismo possono veramente creare dei problemi per l'incolumità delle persone, no? Oltre a diffondere un clima d'odio inaccettabile. Chiaro. E dunque far conoscere ad esempio alle persone che si sono macchiate di questi reati, qualora la persona lo voglia, le vittime dei suoi comportamenti, non le vittime in carne ed ossa, ma insomma la storia delle vittime, certo. fare un percorso alternativo magari con delle associazioni. Abbiamo visto che in molti casi i sentimenti di odio e di violenza possono trasformarsi in sentimenti positivi e dunque di recupero della persona. E penso che questo sia l'obiettivo, no? Di uno Stato civile. Chiaro. Quello non solo educativo. di punire, Educativo. sanzionare, ma anche di educare e di recuperare la persona. Assolutamente. Onorevole, la ringrazio moltissimo. Segretaria, da fare una domanda a lei direttamente? No, lo ringrazio, gli auguro buon lavoro e il successo, perché ci teniamo molto che questa legge, che questo disegno di legge diventi legge, perché sarebbe una conquista di civiltà per tutti noi. Onorevole, la ringraziamo tantissimo, buon viaggio ancora e buon lavoro naturalmente. Grazie. Grazie a voi. Grazie molte, arrivederci. Grazie. Allora, cari telespettatori, siamo arrivati alla pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.